Buongiorno a tutti, io sono Pierangelo e mi occupo di sicurezza in senso ampio, RSPP esterno, consulenza, quindi valutazione dei rischi e poi come formatore. In questi anni sono passato dalla formazione lavoratori a quella antincendio e preposti, dirigenti. Negli ultimi però mi sono concentrato sulla formazione dei consulenti, quindi RSPP, ASPP, sia i corsi base che quelli di aggiornamento. Le principali sfide che le aziende oggi devono affrontare, a mio avviso, sono sia lato culturale che lato tecnico. Quello culturale ha probabilmente due fronti. Da un lato la consapevolezza che mettere la sicurezza al primo posto significa anzitutto programmare il lavoro e avere il tempo di programmarlo e pianificarlo, soprattutto se non sono attività note, ripetute. Poi c'è un altro punto che probabilmente l'atomizzazione delle imprese piccole non permette loro di avere economie di scala sufficienti. La formazione interaziendale e anche e-learning sicuramente può dare una mano, poi magari integrata in azienda. Cerco per ogni comma o articolo di non rimanere nel dogmatico, nella frase che può risultare vuota, ma di calarla in quelle che sono situazioni che ho visto nella mia esperienza o delle quali mi sono documentato. Per me essere un docente di Vega Formazione anzitutto significa essere parte di una squadra affiatata e anche rodata. Sperare di contribuire al cambiamento magari attraverso una piccola goccia, ma insomma il mare è fatto di gocce.